Ieri c'è stata la presentazione della coalizione che sosterrà Arturo Lorenzoni, professore universitario, candidato del centro-sinistra. Una forza politica che sostiene questa coalizione, le leggo testuale, ha sostenuto che lei, Presidente, ha sfruttato il periodo del coronavirus per farsi campagna elettorale ogni giorno a mezzogiorno e mezzo, strumentalizzando chi ha sofferto, strumentalizzando il personale sanitario, raccontando come giocare a biglie con i cugini di terzo grado. Cosa risponde? Che penso che per garantire la par condicio non rispondo, così lascio la riga dell'articolo a loro disposizione. Cioè lascio una riga bianca e quindi mettete una dichiarazione aggiuntiva a loro, così. Lei non vuole polemizzare con contendenti, competitor? Penso che si commenti da sé una dichiarazione del genere. Cioè vorrei ricordare che però non è la risposta, ma è la doverosa risposta alla giornalista, ma fuori dall'articolo. Vorrei ricordare che questo punto stampa nasce assolutamente in maniera ragionata, pensando che davanti a un mostro che stava arrivando, che diffondeva inquietudine, ci volesse una persona che parlasse ai veneti. Qualcuno può dire, ma la si poteva gestire con i tecnici? No, perché sarebbe stato un via vai di tecnici e poi abbiamo visto a livello nazionale cosa è accaduto con gli scienziati. A questo punto, anche perché c'era un'ipotesi, no? È quella che io dico sempre quando ci sono le tragedie, le catastrofi. Se va bene è merito di tutti, se va male è colpa di chi? Mia. Secondo voi, se fosse andata male, qualcuno veniva a dirvi Zai ha cavalcato il coronavirus? Perché quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo, così funziona.